Si è svolto stamani presso la questura di Agrigento, alla presenza del questore Maurizio Ariemma, un incontro con i sindaci e responsabili della sicurezza locale relativa ai pubblici spettacoli che si organizzano nelle varie comunità locali al fine di prevenire gravi fatti e incidenti che possono accadere e sconvolgere la tranquillità di chi li frequenta. Il tavolo tecnico era formato dai responsabili della protezione civile regionale, rappresentata da Gesua Palumbo, dal capo di gabinetto della questura, dottor Franco Mossuto, dalla dirigente dottoressa Fatima Celona, dall'ingegnere Michele Burgio, comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, dal direttore della centrale operativa del 118, Giuseppe Misuraca. È lodevole l'iniziativa, devo ringraziare il questore e i collaboratori, perché davvero si riesce ad avere un unico coordinamento su quello che nei territori, come si devono organizzare i vari eventi. Quindi diventa una situazione anche sia di informazione e formazione, ma che dà garanzia e certezza, diciamo, quando si vengono a realizzare le manifestazioni e senza che ci siano delle differenze tra un comune e un altro nell'organizzazione degli eventi. L'iniziativa sicuramente è positiva per incentivare, per sollecitare i vari enti pubblici, diciamo, a essere precise nelle direttive emanate sia dalla questura, dal ministero, per quanto riguarda la sicurezza nelle manifestazioni sia culturali che sportive nei vari paesi. Spesso si lamenta che ci siano troppe incombenze, ho sentito alcuni pareri di suoi colleghi, ecco, che spesso ci sono tante cose da fare, insomma un po' troppo. Sì, in effetti ogni manifestazione che si fa pubblica è abbastanza non complicata, perché giustamente è lavorata, nel senso che va fatto un piano di sicurezza, ma parliamo di sicurezza per i cittadini ed è giusto così. Questi incontri hanno la finalità di confrontarsi con le amministrazioni locali in un tema importantissimo, che è quello delle manifestazioni pubbliche e della gestione dei locali di pubblico spettacolo. Ovviamente si tratta di un tema importante soprattutto alla luce dei tragici fatti che sono avvenuti nel 2017 prima, ma anche nel corso dell'anno scorso, e che hanno visto appunto come eventi importanti funestati da appunto eventi che si sono scatenati a seguito di gesti inconsulti, da quello che leggiamo dalle cronache, insieme anche a una non conformità degli ambienti alle regole, alle norme di sicurezza. Quindi questi incontri vogliono mettere al centro del tema la sicurezza nei locali di pubblico spettacolo, sia per gli aspetti di safety che quelli di security, cioè di ordine pubblico, e per questo la sinergia con le forze dell'ordine è auspicabile e nella nostra provincia molto forte. Oggi è il quarto incontro, abbiamo iniziato 4 settimane fa e l'esigenza che è stata un po' condivisa non solo dai miei stretti collaboratori, ma anche dagli altri partecipanti, in prima battuta dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, per passare attraverso la Protezione Civile e per arrivare anche al 118, per poter mettere insieme sostanzialmente le nostre conoscenze, le competenze e diffondere quelle che sono le direttive, le buone norme, le buone prassi, per regolare e gestire quelli che sono gli avvenimenti che determinano la necessità di parametri di sicurezza dal punto di vista, come è di moda dire oggi usando termini inglesi, della safety e della security. Noi dobbiamo interrogarci per dire a quanto vale la nostra vita, e siccome l'articolo 1, al testo 1 di legge pubblica sicurezza, dice che l'autorità di pubblica sicurezza, usa un termine molto bello, insomma è vero che è datato e storico del 1931, dice veglia al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, e in questo è una responsabilità precisa che mi è stata data dalla legge. Non l'ho cercata, è prevista, con l'alto coordinamento del prefetto in sede di comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, di poter fare in modo che questi eventi possano svolgersi nel miglior modo possibile, dal punto di vista della certezza di chi va a un evento, che possa andare tranquillo, avere gli spazi per poter esercitare il suo diritto, che però lo faccia in sicurezza, quindi con la presenza delle strutture sanitarie, con la presenza della protezione civile laddove è necessario, con la presenza dei vigili del fuoco che sono sempre utili per poter dare indicazioni per quanto riguarda anche i piani di evacuazione,
le certificazioni di prevenzione incendi e le forze di polizia per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica dal punto di vista anche del pericolo delle infiltrazioni terroristiche o delle frange anarco-insurrezionaliste che sono presenti sul territorio nazionale.